La variazione di bilancio su cui siamo chiamati a discutere e a confrontarci oggi è un po' un appuntamento fisso di questo Consiglio regionale, anche se non è un adempimento previsto dalla legge. Siamo cioè abituati a intervenire con un'ultima variazione di bilancio prima della chiusura dell'esercizio, sostanzialmente per due ragioni. La prima è per evitare di lasciare troppe risorse libere che rischierebbero di finire all'interno di un avanzo di esercizio che ci viene poi puntualmente da un po' di anni prosciugato dal ripagamento di debiti pregressi, il famoso DANC e il famoso FAL, e dalla volontà di provare a spendere subito quelle risorse che nel corso dell'anno ci siamo accorti si sono liberate. E per questo adottiamo una manovra che sostanzialmente si limita a fare due cose. Da un lato trasferisce delle risorse a degli enti che hanno una capacità di spesa immediata, penso per esempio alle risorse che trasferiamo sul trasporto pubblico locale, che immettiamo immediatamente alle imprese, penso ai trasferimenti che facciamo in ambito sanitario alle aziende ospedaliere, penso ai trasferimenti che deliberiamo per le scuole paritarie dell'infanzia. Oppure andiamo a finanziare alcune graduatorie che non avevano avuto un stanziamento sufficiente per vedere una maggiore soddisfazione delle domande, ad esempio quello che facciamo sulle barriere architettoniche o che facciamo in riferimento alle leggi sulla cultura. Ora, è chiaro che questa modalità di procedere, pur consentendo alla Regione di avere un po' di risorse da spendere nell'ultimo mese dell'anno, rischia di penalizzare in maniera rilevante la capacità di programmazione dell'ente stesse. Stiamo parlando oggi di oltre 30 milioni di euro che ci dobbiamo affrettare a spendere nell'arco di un mese e mezzo. Capirete perfettamente la differenza tra sapere all'inizio dell'anno di poter contare su queste risorse in più, avere invece la necessità, attraverso questo escamotage contabile, pure utile, di dover distribuire velocemente queste risorse. Questa dunque è nella sostanza la manovra che andiamo a valutare oggi in quest'Aula. Farò alcune considerazioni generali, poi proverò a soffermarmi su alcune poste che mi sembrano quelle più rilevanti, perlomeno sul piano politico. La posta più rilevante in assoluto, l'ha citata anche la relatrice, è quella che riguarda la strada pedemontana veneta, che offre a questa manovra oltre 20 milioni di euro di entrate non messe a bilancio, che però non sono risorse fresche, nel senso sono semplicemente posticipiamo al futuro un costo che avrebbe dovuto cominciare un po' di tempo fa. E questa è la prima questione rilevante su cui vorrei che il Consiglio regionale facesse alcune riflessioni, nel senso che è ormai da decenni che la strada pedemontana veneta, e mi riferisco ovviamente soltanto alle implicazioni di bilancio, rappresenta un'enorme incognita sui conti di questa regione, e il peso di questa incognita certo viene posticipato, ma a mio avviso rischia di ingrandirsi mano a mano che il tempo passa. E citerò soltanto alcune delle questioni più rilevanti, che peraltro sono quelle che costruiscono il fondamento anche dei rilievi molto pesanti che la Corte dei Conti in riferimento a quest'opera pone alla Regione. La prima questione riguarda l'incertezza dei cosiddetti ricavi, e cioè della capacità che abbiamo di stimare realmente le entrate dai pedaggi che deriveranno da quella infrastruttura. Questo deriva ovviamente dal fatto che gli studi sui flussi che sono stati posti a fondamento di questa opera sono datati nel tempo. La Corte dei Conti ci ha invitato più volte a fare delle valutazioni più aggiornate rispetto appunto all'andamento dei flussi, ma non essendo ancora l'opera terminata, in particolar modo nei suoi nodi più importanti, penso in particolare al collegamento con la 4, anche la quantificazione sulle possibili flussi veicolari sono incerti, perlomeno lo sono a giudizio della Corte dei Conti, e quindi questa è la prima incertezza che pesa sul bilancio della Regione.
La seconda grande incertezza riguarda l'impatto che la spinta inflattiva avrà sugli adeguamenti dei piani finanziari. Sappiamo infatti quanto il dato sull'inflazione stia influenzando sostanzialmente tutta la vita economica della società e influenzerà inevitabilmente anche l'aggiornamento del canone concessorio. Ora, anche su questo non abbiamo certezze, pur avendo chiesto esplicitamente in Commissione notizie a riguardo. E infine c'è la grande incertezza dei costi. Sappiamo che esiste una richiesta della società diciamo, che gestisce la Pedemontana Veneta per rivedere fortemente al rialzo il costo dell'opera. Sappiamo che c'è un tentativo di resistere da parte della Regione del Veneto, stiamo parlando di centinaia di milioni di euro. È evidente che le modalità e l'esito con cui questa discussione si tradurrà in scelte economico-finanziarie impatterà o rischia di impattare in maniera rilevante rispetto al bilancio della Regione del Veneto, che è un bilancio che già fatica a trovare le risorse necessarie per garantire l'ordinaria amministrazione. Lo dico perché oggi, tra virgolette, festeggiamo di avere 20 milioni da spendere perché non li spendiamo per la Pedemontana, ma abbiamo tutti bene in mente qual è il piano finanziario, il piano di ammortamento finanziario. Sappiamo che nel giorno in cui, e tutti speriamo che sia il 2024, l'opera verrà finalmente messa in maniera completa nella disponibilità dei cittadini del Veneto, inizierà per la nostra regione un calvario che durerà diversi anni, in cui, come prevede il piano finanziario, avremo un esborso grandemente superiore agli introiti. Un tempo che oggi è stimato, se non ricordo male, tra i 7 e i 9 anni, non mi ricordo, e che però, ripeto, subisce la grande incertezza delle vicende che vi ho detto prima. Quindi ogni volta che affrontiamo a livello di bilancio il tema della Pedemontana Veneta abbiamo questi enormi punti di domanda. Lo dico perché su questa vicenda, come su molte altre, esiste all'interno di questo Consiglio regionale un problema legato alla qualità e la quantità di informazione di cui possiamo disporre. Lo abbiamo detto tante volte, ma questa volta in particolare mi sento di dire che tante delle richieste che abbiamo fatto in Commissione non hanno trovato, a mio giudizio, una risposta sufficiente. Per esempio, visto che c'è l'assessore Lanzarin, ne approfitto, noi siamo ancora in attesa di avere gli approfondimenti che avevamo chiesto in riferimento alla manovra che riguarda il suo referato, che ci era stato garantito ci sarebbero state fornite nel corso della seduta odierna. A meno che non ci siano notizie in corso d'opera, a me quelle informazioni non sono arrivate. E lo dico perché noi cerchiamo anche di fare il nostro lavoro, di studiare le carte e di capire cosa si sta facendo con i soldi dei veneti, ma se non ci vengono date le risposte è faticoso per noi non soltanto avanzare proposte utili, ma anche banalmente svolgere la nostra funzione, che è quella di vigilanza e di controllo. Allora, se la vigilanza e il controllo si devono svolgere ed esercitare senza avere le informazioni, è davvero complicato proseguire e poter essere anche utili nel lavoro che facciamo. Seconda questione, diciamo, di metodo, lo diceva anche la relatrice. Le risorse sono scarse e dunque bisogna scegliere dove orientarle, nulla di più vero. E dunque a noi il compito anche di valutare nel merito e sul piano politico la destinazione che si è scelto di dare a queste risorse, sapendo che però sono delle scelte, collega Cestari, che nella stragrande maggioranza dei casi non sono dettate dalla volontà politica, ma dalla necessità di corrispondere ad una emergenza vera. E faccio alcuni esempi. La vicenda sulle borse di studio è un'emergenza che noi poniamo, guardo la capogruppo Stanel, in questo Consiglio regionale da almeno 2 anni. E il fatto che noi oggi arriviamo con l'ennesimo ultimo treno a stanziare le risorse necessarie
è la dimostrazione di come noi andiamo a rincorrere un problema, ma non siamo in grado di affrontare in maniera strutturale il tema alla radice per risolvere in maniera definitiva. Quest'anno addirittura il tema delle borse di studio lo risolviamo non con questo stanziamento di bilancio, perché per quanto riguarda l'impegno economico della Regione del Veneto sulle borse di studio, noi restiamo fermi a quello che ci siamo detti diversi mesi fa, e cioè che la Regione del Veneto, a differenza di quasi tutte le altre regioni italiane, come tutte le altre tranne 3 insieme alla Regione del Veneto, con le risorse proprie non è in grado di garantire l'erogazione delle borse di studio agli studenti che sono risultati idonei su bando di gara. E anche quest'anno, che la situazione rappresentava un livello di gravità realmente pesante, siamo la regione in Italia che non è riuscita a pagare le borse di studio in misura più larga, oltre 3.000 studenti veneti contro un massimale complessivo di idonei non beneficiari nazionale di poco più di 5.000, quindi il 65% degli studenti italiani idonei non beneficiari di borse di studio frequenta le università venete. Anche quest'anno siamo riusciti a cavarcela grazie all'aiuto che ci è arrivato da Roma, dallo Stato, che ha recuperato stanziamenti straordinari e che ci consentono di fare il nostro dovere, e cioè di garantire il diritto allo studio per gli studenti universitari. Questa operazione però non ci consente di guardare con ottimismo al prossimo anno, perché partiremo esattamente come siamo partiti quest'anno, cioè con almeno 10, 12, 15 milioni di euro che mancano, perché il bilancio di previsione lo abbiamo già visto, ce l'avete già illustrato, e la situazione di partenza è la medesima dell'anno che si sta per chiudere. E allora cominciamo già oggi, Assessore Calzavara, a dire: si ricordi per il 2024 che c'è il problema delle borse di studio, e questo avviene in una fase in cui la popolazione universitaria della nostra regione cresce e la condizione economica delle famiglie scende, e quindi verosimilmente il bisogno di soddisfacimento del diritto allo studio per gli studenti che per merito e per censo non possono permettersi l'università se non attraverso un sussidio statale regionale rischia di essere ancora maggiore, e quindi come un eterno giro dell'oca torniamo alla casella di partenza e ricominciamo da capo. La Regione del Veneto sarà in grado di erogare tutte le borse di studio? La risposta è già scritta. Seconda questione, che vale nella stessa identica maniera, lo dico perché ho di fianco il vicepresidente Montanariello, sul fatto che il trasporto pubblico locale in questa regione sia fortemente sottofinanziato da tempo, lo denunciamo da quando siamo seduti in questi banchi e chiediamo non soltanto maggiori risorse, ma anche un investimento nella volontà e nella capacità che la regione può e deve esercitare di riorganizzare il trasporto pubblico locale, calcolando che partiamo da una condizione iniziale fortemente favorevole, con delle aziende di trasporto pubblico locale regionale molto virtuose, che però noi con la cronica sottodotazione di risorse finanziarie stiamo progressivamente rendendo più debole, più fragile, più esposte alle intemperie del mercato. E oggi stanziamo risorse straordinarie che consentono in parte di tamponare l'emergenza dei nuovi costi che si sono abbattuti sulle imprese di trasporto pubblico locale in questi anni, ma dal 1° gennaio del 2024 torniamo punto a capo, perché gli stanziamenti regionali per il trasporto pubblico locale torneranno ad essere zero, perché al finanziamento nazionale continueremo anche sul trasporto pubblico locale a non aggiungere un euro. Altra questione simile: scuole paritarie per l'infanzia. Anche su questo tema sono non so quanti anni che lo stanziamento della Regione del Veneto per le scuole paritarie per l'infanzia, quindi il servizio educativo 03, è la stessa cifra. Se non ricordo male, 34 milioni?
31, esatto, 31 più, iniziamo con 31 e poi andiamo avanti aggiungendo qualcosa, arriviamo ai 34, 35. Da 3 anni vi diciamo che quello stanziamento è insufficiente per garantire al privato sociale di sopperire alla funzione educativa che in questa regione si è scelto di esercitare non attraverso lo Stato ma attraverso la cooperazione sociale e il volontariato sociale. Scelta legittima se decidiamo, come avete deciso, che il servizio educativo all'infanzia in Veneto non deve essere garantito dallo Stato ma da altre associazioni del terzo settore, dicendo che allo Stato costa meno. Verissimo, peccato che costi di più alle famiglie, ma questo è un argomento che, su cui dovranno riflettere i cittadini. Ma nel momento in cui noi deleghiamo al privato sociale l'erogazione di un servizio così importante come quello all'infanzia, dobbiamo anche sapere che il privato sociale, a differenza del pubblico e dello Stato, nel momento in cui non ci sono più le condizioni economiche per andare avanti, chiude. Non ci sarà mai una scuola pubblica, anche se non è inutile, che chiude. La differenza tra il pubblico e il privato sta qua. Non ci sarà mai un servizio pubblico, anche in perdita, che non viene garantito, che rischia di chiudere. Se noi deleghiamo, tra gli altri, anche l'educazione all'infanzia al privato sociale, o la finanziamo adeguatamente, oppure mettiamo in conto che a un certo punto, e siamo in quel punto, perché tra il rinnovo dei contratti del lavoro e i costi energetici siamo a quel punto, e calo demografico, la combo perfetta, siamo arrivati al punto in cui il privato sociale ci sta dicendo, parliamo oggi di scuole paritarie per l'infanzia, parleremo dopo delle residenze per anziani e per disabili, siamo arrivati al punto in cui il privato sociale ci sta dicendo che non ce la fanno più a stare in piedi. E allora se noi abbiamo davvero creduto e se non li abbiamo presi in giro, cioè non ce ne siamo approfittati, ma abbiamo ritenuto che quella fosse una scelta strategica di sviluppo di welfare territoriale, non possiamo dire bravi quando fanno il lavoro che non facciamo noi come istituzione pubblica e poi quando capiamo che non ce la fanno più dire scusate ma non abbiamo i soldi per darvi una mano. Sia perché non si fa così, sia perché rischiamo di perdere un pezzo rilevantissimo del welfare che in questa regione è stato costruito in questa maniera qua, e cioè affidandolo secondo una logica di sussidiarietà orizzontale alla cooperazione, al volontariato e al terzo settore. Quindi diciamo, con questa manovra proviamo a dare un po' di ossigeno ad alcuni comparti che però hanno delle carenze strutturali che se non siamo in grado di affrontare in maniera definitiva tenderanno sempre ad aggravarsi. Quindi ancora una volta dobbiamo dire ci salviamo su alcune partite, su altre no, dirò poi quali no, ma abbiamo ben chiara la prospettiva che è quella, se non troviamo un meccanismo diverso di finanziamento di alcuni servizi, che è quella che ci porta e rischia di portarci allo scontro. Allora citerò invece 2 altre questioni rilevanti su cui invece a mio giudizio noi riusciamo a salvarci quest'anno e l'anno prossimo ci salveremo ancora meno. La prima grande questione riguarda l'emergenza abitativa. Ora io non so seriamente in che mondo viviamo, in che dimensione del cosmo sulla quale siamo orientate. Ma se non ci rendiamo conto che in questa regione, come in tutto il resto del Paese, c'è un'enorme questione che riguarda l'emergenza abitativa, vuol dire che viviamo sulla Luna. Sono tanti i fattori che concorrono ad aggravare l'emergenza abitativa, li abbiamo tutti sotto gli occhi. Il caro affitti, che deriva in parte anche dalla spinta inflattiva di cui parlavo prima, perché quando si citano le ragioni delle criticità bisogna vederle sotto tutti i punti di vista, il caro affitti, l'indisponibilità del patrimonio immobiliare, il fenomeno degli affitti brevi che ha ulteriormente ridotto la disponibilità di alloggi in affitto, la crisi economica che colpisce le persone, le famiglie in
difficoltà a pagare l'affitto, la povertà lavorativa. Ho citato 5 questioni, potrei citarne altre, che rendono l'emergenza casa un problema cruciale, sia per le persone che sono in uno stato di fragilità cronico, cioè sono in una condizione tale per cui è impossibile per loro accedere al mercato per trovare una casa in affitto o per stipulare un mutuo per la prima casa, e da questo punto di vista la Regione del Veneto è una di quelle messe peggio, con un patrimonio di edilizia residenziale pubblica non in grado di corrispondere e rispondere a questa emergenza abitativa che riguarda le persone in strutturale fragilità. Ma a queste persone si sono aggiunte anche fasce di popolazione sempre più larghe che non presentano una condizione di criticità cronica, ma che magari hanno una difficoltà temporanea, una necessità urgente e che oggi non hanno risposte. E per questa fascia di popolazione il trovare o non trovare una casa in affitto ad un prezzo accessibile rappresenta lo spartiacque tra riuscire a risolvere i propri problemi o scivolare inevitabilmente in una condizione di povertà permanente. E lo sapete meglio di me, lo sanno soprattutto i colleghi di Fratelli d'Italia, che il governo Meloni, con la sua prima manovra di 12 mesi fa, tra le tante cose che ha fatto, ha anche deciso di tagliare il 100% delle risorse che erano a disposizione delle regioni e dei comuni per le morosità incolpevoli, cioè quelle risorse che venivano utilizzate dalla regione e dai comuni proprio per mettere in sicurezza quelle famiglie che non avevano una condizione di povertà strutturale, ma che avevano un'emergenza da risolvere, rispetto alla quale avevano una necessità di un sussidio. 330 milioni tagliati a livello nazionale, che se non ho sbagliato a fare i conti, nel 2023 significano per il bilancio della Regione 23,8 milioni in meno di entrate che noi non possiamo mettere nella disponibilità dei comuni, come sempre abbiamo fatto, per poter sostenere queste situazioni di emergenza. E se la Meloni taglia 24 milioni per il Veneto e noi come Regione non siamo nelle condizioni di intervenire offrendo noi quelle risorse che mancano alle persone per pagarsi l'affitto di casa, noi non so se ce ne rendiamo conto, costringiamo una fascia rilevante della popolazione a scivolare verso la povertà. Sono triplicate le richieste di sfratto in questa regione in un anno grazie al taglio sul fondo per la morosità incolpevole del governo Meloni. Sono migliaia le famiglie che tutti i giorni devono fare i conti con uno sfratto esecutivo. E lo sa meglio di me, Assessore Calzavara, che se il governo taglia o ce li mettiamo noi, che dovremmo essere l'istituzione più vicina al territorio, o cosa fanno le persone? Perché certo è impensabile che i comuni, siano in grado di sopperire da soli a questa necessità. Ho parlato della casa, vorrei parlarvi un po' della sanità, visto che c'è l'assessore Lanzarin. Ora, abbiamo assistito negli ultimi 2 anni a questa rilevante discussione attorno ai LEA e agli extra LEA. Oggi sembra arrivata ad una conclusione. Ma al netto del riflesso sul bilancio che questa conclusione ha, noi dall'anno prossimo, già da quest'anno per la verità, dobbiamo fare i conti col fatto che una serie di servizi che noi in qualche modo riuscivamo a garantire utilizzando le risorse nazionali, dovremo continuare a garantirle trovando altre risorse. Non mi metto a discutere se è giusto o non è giusto, l'avete fatto voi col governo per tanti anni. Il dato di fatto è questo. E questo, se non sbaglio, vado a spanne, può significare che dall'anno prossimo il bilancio regionale, non per aumentare i servizi ma per garantire quelli che già diamo, dovrà avere almeno tra i 20 e i 30 milioni in più soltanto per quelle definite prestazioni extra LEA. E quindi sono ulteriori necessità che servono. Ma come non poter guardare, Assessore Lanzarin, il fatto che tutti i bilanci di tutte le aziende sanitarie di questa regione sono in rosso, ma non in rosso, in profondo rosso. In profondo rosso. Se continuiamo così, la somma delle aziende
territoriali, sanitarie e regionali chiude l'anno con 1 milione di rosso. E è vero che abbiamo, come dice lei, il fondo di risparmio accantonato in azienda zero, perché ogni volta che vi chiedo come facciamo a pagare i debiti della sanità, mi dite abbiamo il fondo accantonamenti in azienda zero. Allora sono andata a vedermi quanto è il fondo accantonamenti azienda zero. Ho detto se siamo ricchi e non lo so. Sono 600 milioni, che sembrano tanti, ma se abbiamo le aziende sanitarie territoriali che macinano bilanci in rosso a queste cifre qua, duriamo un anno con quella riserva costruita nel tempo. Abbiamo i 90 milioni degli extralea, ma capirà, Assessore, che di fronte ad aziende sanitarie che chiudono i bilanci in rosso di 800 milioni, questa era la stima a giugno di quest'anno, quei fondi lì sono un niente calcolandolo nel tempo lungo. Se poi aggiungiamo il combinato disposto di 2 fattori, il primo, la spesa sanitaria è una spesa destinata a crescere esponenzialmente all'infinito, perché i bisogni delle persone, il bisogno di salute delle persone cresce all'infinito. Con una popolazione che invecchia è evidente che la spesa sanitaria è destinata a crescere nel tempo. E se abbiamo un governo che anziché aumentarla nella misura congrua e consona la spesa sanitaria la riduce, perché l'aumento che il governo ha definito sul Fondo Sanitario Nazionale non copre neppure l'aumento inflattivo, anche la regione più virtuosa è destinata a chiudere i bilanci della sanità in rosso, ed è quello che capiterà anche a questa regione l'anno prossimo. E io non mi accontento, Assessore Calzavara, di dire quest'anno siamo l'unica regione che ancora non ha chiuso il rosso, perché l'anno prossimo ricominciamo con lo stesso problema di fronte ad una richiesta che aumenta. Vado a chiudere, quindi a mio giudizio chiudiamo di fatto con questa manovra il bilancio del 2023 avendo salvato qualcosa, ma non potendo che guardare con forte preoccupazione quello che abbiamo davanti, e cioè quello che ci aspetta per i prossimi anni. E la battuta che io ho sentito fare nei corridoi del palazzo, che adesso va così, il prossimo che arriverà si arrangerà perché troverà un ente con le casse vuote, è una risposta che io fatico ad accettare come credibile, per 2 ragioni molto semplici. Per poter definire efficace un'azione amministrativa regionale, io credo servano 2 elementi che dovrebbero realizzarsi in contemporanea. La prima è la capacità di questo ente di garantire un'espansione continua dei servizi alla persona, alle famiglie, ai bambini, agli anziani, agli studenti, a chi ha bisogno di una casa. E lo dico nella convinzione che è proprio attraverso l'espansione continua dei servizi alla persona che si misura la qualità della vita di una comunità. Che differenza c'è tra vivere in Veneto e vivere in Calabria? Esattamente la qualità dei servizi che noi possiamo e dobbiamo garantire alle cittadine e ai cittadini del Veneto. E per quello che ho detto e molt'altro potrei dire, è evidente come il ventaglio di servizi che noi riusciamo a garantire alle persone si sta riducendo in questi anni, e a nostro giudizio con l'analisi sui bilanci che facciamo è destinata sempre più a ridursi questo ventaglio, e quindi a mettere in discussione la qualità delle comunità in cui viviamo, la capacità di garantire coesione sociale e sviluppo al nostro territorio. L'altra gamba che serve a un'amministrazione regionale capace di essere significativa nei processi è quella di dimostrare di avere la capacità di governare i grandi cambiamenti che sono in atto, che sono quelli che riguardano certamente l'ambito sociale, ne abbiamo accennato ad alcuni di questi, che riguardano l'ambito produttivo e imprenditoriale. Pensiamo soltanto alla rivoluzione digitale e alla conversione green che dovrebbe essere richiesta e garantita alle nostre imprese, ma penso anche alla necessità di offrire risposte concrete alla grande sfida che abbiamo tutti davanti, che riguarda la salute del pianeta e la salvaguardia dell'ambiente. E per fare questo, cioè per saper corrispondere a queste grandi sfide,
servirebbero, e farlo in termini strutturali e quindi non con interventi tampone, servirebbero due cose, Assessore. La prima, le risorse, i soldi, perché è indispensabile per poter governare, indirizzare i processi in corso, avere delle risorse pubbliche da investire nella direzione che noi riteniamo più utile. E la seconda cosa che bisognerebbe avere sono le idee, cioè un'idea di società verso la quale noi vogliamo incanalare le risorse pubbliche che vogliamo mettere a disposizione. Io ho come l'impressione, lo dico davvero per la lettura che do ormai da qualche anno dei bilanci regionali, è che mi sfugge, al netto del non mettiamo le mani in tasca ai cittadini e di questi slogan che sono efficaci sul piano forse del consenso e sul piano elettorale, mi sfugge realmente l'idea che ci state proponendo di una regione immersa pienamente nei grandi cambiamenti di cui stiamo parlando. Se c'è oggettivamente una estensione della platea delle persone con fragilità di diverso tipo, io non ho capito qual è l'idea di comunità che ci state proponendo, non pagando le borse di studio, non garantendo liste d'attesa decorose, non sostenendo le famiglie che hanno un disabile e un anziano in casa di riposo, in residenza pubblica. Io non capisco qual è l'idea di società di cui ci state parlando, pensando di poter chiudere porti, frontiere e municipi. Non capisco qual è l'idea di società che ci state proponendo, tagliando progressivamente o non finanziando in maniera sufficiente la cultura e l'alfabetizzazione di una regione che avrebbe bisogno di primeggiare tra le altre. Io non ho capito, insomma, qual è l'idea di società coesa, multiculturale, di cui ci state parlando attraverso questo bilancio, ma non ho neanche capito qual è la prospettiva di sviluppo che state indicando in questa regione. C'è l'assessore Caner, con il quale condividiamo tante cose, tra cui la passione per il turismo. Il turismo è certamente un player, un asset di sviluppo economico fondamentale, ma mentre noi diciamo all'assessore Caner che la regione del Veneto è la prima regione in Italia per presenze turistiche, non possiamo non guardare che questa regione sta perdendo progressivamente posizioni competitive perché non esiste più la manifattura in questa regione. E lo sappiamo benissimo che la catena del valore si sviluppa dentro le produzioni del sistema manifatturiero e non dentro o esclusivamente dentro l'attività turistica, che è una delle attività che ha bassissima catena del valore perché ha una redditività strettamente collegata agli operatori. La manifattura invece, la trasformazione, è il comparto all'interno del quale lo sviluppo diffuso all'interno delle comunità può fare la differenza, e glielo faccio notare perché il Veneto è proprio nella manifattura e con la manifattura che ha segnato il suo ruolo prioritario e principale all'interno dell'economia italiana. Ecco, chiudo davvero. Non possiamo ovviamente non essere contenti se abbiamo 30 milioni di euro in più da spendere in un paio di settimane, ma io credo che anche con questa variazione di bilancio non possiamo non notare con preoccupazione come in questa regione continua a mancare una visione della nostra, una lettura della realtà nella quale siamo immersi e ancor di più una prospettiva che ci faccia sperare di continuare ad essere i migliori del nostro Paese. Grazie.